Di nuovo in diretta in questa giornata tra Giro d'Italia e attesa per la sfida che attende l'Udinese, ma c'è tempo, come sempre, per affrontare anche i temi più scottanti della politica verso le elezioni europee che ci attendono. Allora, do il benvenuto a Cristian Sergo, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Buongiorno. E a Roberto Simonetti, invece, nella segreteria di Azione della provincia e della regione. Benvenuti intanto. Buongiorno, grazie. Allora, si stanno scaldando gli animi in vista delle europee, intanto arrivano i primi sondaggi. Allora, che peso date ai primi sondaggi? Ne abbiamo visto quello pubblicato per esempio dal Messaggero Veneto ieri, con le percentuali, con le prime reazioni. Secondo voi quanto sono attendibili e quanto ci fate un pochino affidamento? Chi vuole partire? Sergo? Come volete. Ok, prego. Indifferente, ma danno all'8,1 il sì, Movimento 5 infatti, Stelle. Sì, in circoscrizione nord-est ovviamente, sì. Che diciamo rispetto alle politiche ci darebbero anche in avanzo rispetto alle politiche del 2022, per cui sono sicuramente sondaggi, come tali non ci abbiamo mai fatto affidamento, né quando ci davano sopra di qualche punto, né quando ci davano per morti, anche prima delle elezioni politiche dove abbiamo preso il 15% nazionale, qualcuno già come sondaggi ci indicava il 7-8% nazionale, quindi siamo abituati. Sono sondaggi, ovviamente poi bisogna prendere per quelli che sono, l'importante poi sarà il voto ovviamente dell'8 e 9 giugno e quello che uscirà dalle urne. Fa piacere vedere che ci può essere sicuramente ancora molta gente che ci dà fiducia, e quello che abbiamo fatto anche in Europa in questi anni, sia con il governo Conte, i risultati poi possiamo metterci a discutere quanto vogliamo, ma li state vedendo tutti i giorni girando per la città con i cantieri del PNRR che hanno inondato anche questa città di quasi 50 milioni di euro di cantieri, e sono ovviamente questi, diciamo, i risultati. Poi, come si diceva, dobbiamo vedere anche l'idea di Europa che vogliamo proporre e che francamente vedo essere abbastanza singolare, diciamo, nel panorama generale, laddove noi siamo anche tra gli unici che hanno scritto in grande e grosso pace sul nostro simbolo, perché ci crediamo in quello che diciamo e continuiamo a essere coerenti sul fatto che nel 2000, non solo il 50 come indicato nel nostro simbolo delle elezioni, ma anche nel 2024 non sia accettabile un mondo ancora che cerchi di risolvere le proprie, diciamo, diversità con le guerre. Stessa domanda per lei, intanto il sondaggio voi vi danno sul 4,5? 4,5, quindi qualificati, si va. A filo ma qualificati. Qualificati a filo, il dato nazionale è ancora oscillante, siamo attorno alla soglia di sbarramento e noi ci crediamo. Secondo me i sondaggi, mi ero riproposto di non vivere attaccato ai sondaggi, questo è uscito sul Messaggero, mi è toccato guardarlo e analizzarlo, però insomma siamo contenti di questo dato. Si può spingere un attimino di più sull'acceleratore e lo faremo in conclusione di campagna elettorale. Vorrei cogliere l'occasione per rompere una narrazione che dice che Azione va da sola e non si è unita con gli altri liberali. Non è vero, perché Azione comunque è il capofila per queste elezioni europee di un fronte abbastanza esteso che comprende fra gli altri il Partito Repubblicano, i Socialisti Liberali. Sono formazioni non molto grandi ma che comunque stanno dando il loro contributo alla campagna elettorale, che poi dovranno essere la gemma di un nuovo soggetto liberale ed europeista che andremo a creare con un nuovo congresso, credo dopo le europee, ma questo lo deciderà poi gli organi centrali del partito. Siamo molto ottimisti, secondo me il 4 lo facciamo su base nazionale, siamo un partito che va bene al centro-nord, fa un attimino più fatica al sud, però io credo che la media del 4 la centriamo ed eleggeremo i nostri rappresentanti a Strasburgo e a Bruxelles. Le liste sono molto buone perché sabato scorso ho avuto modo di partecipare a un evento elettorale al Parco Medaglie d'Oro in Chiaveris con Mario Raffaelli, Giulia Pastorella, che non è candidata alle europee ma nostra deputata, e Federica Sabbati, anche lei candidata in circoscrizione. Sono delle persone di competenze incredibili. Mario Raffaelli è stato delegato per la Farnesina, per l'Africa, durante la crisi somala e quella del Mozambico, ha un'esperienza incredibile di relazioni internazionali. Federica Sabbati lavora nella transizione energetica da decenni e
e ci ha dato un punto di vista molto critico sul Green Deal che è stato approvato in Europa in questa legislatura e a cui dovremmo porre dei grossi correttivi pragmatici nella prossima. Tra poco vi riporto sui temi europei. Prima da, diciamo così, conoscitori di questa città vi porto un attimo all'attualità di quello che accade negli ultimi giorni. Il tema è ovviamente quello della sicurezza, accoltellamento, sabato, i disordini che continuano, il comune che prova a prendere delle soluzioni, spostando i turni per esempio della polizia locale, insomma si va un pochino a tentativi, no? Nelle varie amministrazioni che si sono succedute. Allora io volevo capire il vostro punto di vista su Udine, su come è cambiata e su quello che si sta facendo per continuare a renderla una città sicura. Chi vuole partire? Lei questa volta? Sì. Allora, innanzitutto il problema c'è ed è inutile negarlo, no? Ed è molto complesso. Io ho la fortuna di vivere con un avvocato penalista e quindi mi sono fatto dare alcuni dati in questi giorni. Sì. E devo dire che effettivamente le notizie di reato iscritte in procura nel 2023 sono state circa 8.000 e ad aprile di quest'anno eravamo poco oltre 2.000, quindi in linea, in leggero calo, insomma. Notizie di reato che però comprendono anche i reati del codice della strada, quindi le guide in stato d'ebbrezza, comprendono le querele che poi vengono magari ritirate, tutto quello che viene archiviato, quindi i numeri ci dicono che non è che Udine e provincia, perché sono numeri provinciali, sia improvvisamente diventata Gotham City. Siamo ancora a Udine in un posto di provincia relativamente tranquillo. Ciò non di meno dei segnali di preoccupazione ci sono, perché vediamo un tessuto commerciale di prossimità che si è sgretolato negli anni, vediamo le comunità immigrate che sono, non voglio usare il termine ghettizzate, però vivono in comunità fortemente geolocalizzate e quindi non si riesce ad avere effettivamente uno scambio culturale fra le comunità e poi in tutto questo c'è il problema degli organici delle forze di polizia locali e non locali. Sul non locale ci deve pensare altri livelli dell'amministrazione, non il comune. Io so però che non credo che ci sia una bacchetta magica, nel senso la precedente amministrazione ha mobilitato l'esercito addirittura, sì. È servito. È una misura simbolica perché ovviamente il problema è estremamente complesso e non si risolve dall'oggi al domani, secondo me. Quello che secondo me l'amministrazione comunale può fare però è ricominciare a potenziare con degli interventi mirati, e i fondi si possono trovare per esempio dall'adeguamento delle aliquote IRPEF che il Comune ha fatto con questo bilancio, sulla coesione sociale territoriale. Io vengo da 2 esperienze sociali nella mia vita che sono lo sport, segnatamente il football americano, in cui sono stato allenatore delle giovanili, oltre che giocatore, e lo scautismo laico, dico laico perché mentre quello cattolico ha tutta la Chiesa dietro che lo sopporta, quello laico si rifà alle amministrazioni locali. E certe entità sociali fanno un grande lavoro per i giovani, perché li integrano, gli danno contesti di socialità sana. E però mi sono sempre trovato come dirigente di entrambe le associazioni in difficoltà per quanto riguarda l'appoggio dell'amministrazione pubblica. Ora il Comune ha una quantità mostruosa di immobili vuoti e queste associazioni hanno tutte bisogno di struttura, di appoggio a livello pratico e logistico, non di soldi, hanno le energie, hanno le persone. Quindi potenziare questa rete, perché è una rete sociale e spero e mi auguro, ho parlato con il manager dell'Istituto del Commercio Guido Kaufin, che anche l'Istituto del Commercio possa avere una funzione importante di rigenerazione del tessuto commerciale urbano, spero, in ottica anche di promozione sociale proprio. Sergo, mi dica se è d'accordo. Ma ero piacevolmente sorpreso perché ho trovato un punto in comune con un esponente di Azione dopo tanti anni. La passione per lo sport americano e il football americano. Quindi non un concetto, il football americano vi unisce. Conosco da 30 anni e quindi ha giocato anche lei, mi fa piacere. No, purtroppo ho sempre fatto solo il portiere di calcio, anche in Serie 2 a calcetto, ma insomma non ho avuto la fortuna di praticarlo come lui e lo invidio molto. No, a parte questo, sì, mi sembra che comunque i temi li conosciamo tutti. Ora c'è un problema, diciamo, diffuso e generale quando parliamo di sicurezza. Intanto ha fatto bene a ribadire, è un problema che riguarda altre sfere, non proprio quella comunale.
E avete fatto vedere nelle vostre redazioni poco fa un servizio su Trieste sulle baby gang a Trieste. Quindi questo dimostra che è un problema generale di tutta la regione, evidentemente perché abbiamo due tipi di problemi. Uno legato anche a flussi migratori che, dobbiamo dircelo, non riusciamo a gestire. E quando parliamo di minori stranieri non accompagnati, noi l'abbiamo detto spesso e volentieri anche con la consigliera Capozzi che era ospite da voi qualche giorno fa, abbiamo una cifra che è praticamente il doppio di quella che dovremmo avere di minori stranieri nella nostra regione. E questo chiaramente poi comporta che se non arrivi a gestirli, se non arrivi a dargli dei servizi, se non arrivi a accompagnarli, e mi ricordo anche proprio a Trieste è stato detto che noi dovremmo avere dei tutor di questi minori stranieri, ne abbiamo 1 su 10. Cioè vuol dire che invece di 10 tutor ne abbiamo solo 1, un decimo di quelli che dovrebbero poi accompagnare anche verso l'integrazione queste persone. E non evidentemente ce la facciamo. Allora, prima cosa iniziamo a chiedere la redistribuzione, perché se noi abbiamo il doppio dei migranti nella nostra regione, evidentemente ci sono regioni che non hanno lo stesso tipo di numeri. Ed è una cosa. Secondo, dobbiamo continuare a ribadire, lo dicevo proprio qui l'altra volta, che ero ospite a Friuli in diretta, di sistemare gli organici delle forze di polizia, ma come possiamo parlare delle forze di polizia, poi possiamo parlare un po' di tutti gli organici della pubblica amministrazione. Questo è un problema evidentemente diffuso che riguarda la nostra sanità, i nostri enti locali. Abbiamo comuni con un dipendente che si apprestano ad andare al voto alle prossime amministrative, no? Del 8-9 giugno. Con i segretari comunali condivisi. Quindi abbiamo ovviamente un problema generalizzato di mancanza di personale. Allora, prima cosa, qualcuno dovrebbe prendere atto che abbiamo un problema, perché se continuiamo a far finta di niente non riusciamo poi a risolvere. E apro e chiudo parentesi, visto che si parla di sicurezza, ieri la nostra regione con la provincia di Pordenone è diventata famosa in tutta Italia per collegamenti con il clan dei Casalesi, infiltrazioni mafiose. Io 7 anni fa sono stato, diciamo, il primo firmatario della prima legge antimafia di questa regione, quando si diceva che noi mafia in regione non avremmo mai avuta. Non è roba nostra. E niente, però i beni sequestrati alle mafie li abbiamo, le indagini ci sono, le condanne ci sono. E allora, se continuiamo a dire che non c'è nessun problema, quindi benissimo occuparsi delle risse, benissimo occuparsi dell'accoltellamento, perché sono cose inaccettabili per qualsiasi, evidentemente, città e comunità, però, come detto, o capiamo che ci sono anche altri problemi e che li dobbiamo risolvere, oppure facciamo finta di niente e ci occupiamo solo del piccolo caso di una rissa di 10-15 ragazzini che si menano, cosa che succede ovunque, come avete dimostrato anche voi, sia a Udine che Trieste, eccetera, e che dobbiamo risolvere, perché non possiamo far finta di niente neanche su queste cose, perché poi toccano i commercianti, quando hanno ovviamente spesso e volentieri, no, li dimostrate anche voi, spaccate nei loro negozi e quindi rapine e quant'altro, toccano le famiglie, le donne hanno evidentemente, iniziano ad avere magari qualche percezione di insicurezza a girare anche per la città, poi bisogna capire se è reale o percepita, però c'è questo problema e noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò ovviamente non accada per dare ai nostri cittadini i maggiori servizi possibili e anche poter vivere serenamente. Di fatto su questo, perché poi chiaramente come tutto i temi più cari ai cittadini divengano materia di dibattito politico, no? Certo. Anche vi chiedo quanto possono influire le decisioni di un'amministrazione comunale e quanto invece può fare l'Europa su questo tipo di argomenti, su questo tipo di problemi. Inizio io così, Lei, sì. mi sono già dilungato prima. Ma c'è l'Europa, c'è il governo, c'è ovviamente la regione, c'è il comune. A cascata gli enti che si dovrebbero occupare di sicurezza sono tanti. Se parliamo di Europa e se parliamo di governo, allora vediamo cosa ha proposto il governo per risolvere il problema della sicurezza, del terrorismo e quant'altro. Chiudere i confini, è servito a qualcosa? Allora, non lo so, chiedo. È servito a qualcosa? Oltre a creare problemi dal punto di vista economico,
cosa è servito? Vogliamo andare avanti così e facendo finta che poi chi vuole entrare in Italia entra da altre parti e non presentando documenti finti o veri che siano? Oppure, ripeto, vogliamo prendere diciamo, la problematica della sicurezza di petto? Si è parlato del sociale, benissimo, ma ci chiediamo come mai qualcuno va e commette dei reati. Non credo che lo faccia per divertimento come giocare a football americano, lo fa perché probabilmente ha bisogno o perché viene costretto da qualcuno a farlo. Quindi se non interveniamo sui bisogni, e quando noi abbiamo ovviamente istituito e voluto anche il reddito di cittadinanza, quando l'Istat dice abbiamo salvato 400.000 famiglie dalla povertà, abbiamo tolto 400.000 famiglie da farli diventare potenziali criminali. E purtroppo questa è la verità. So che dà fastidio a molti parlare di questi temi, ma quindi se vogliamo dare delle responsabilità, l'Europa può decidere sui flussi, il governo può decidere sulla gestione. Quando parlo di distribuzione parlo comunque di responsabilità. Il comune può decidere sui bisogni? Quando parlavo di redistribuzione anche degli immigrati, parlavo di una responsabilità che deve essere non solo della regione, ma anche del governo e ovviamente anche dell'Europa. Perché non è che tutti gli immigrati che entrano poi devono rimanere in Italia, come il famoso Trattato di Dublino prevede e vuole. Quindi l'Europa ha le sue responsabilità ed è giusto che anche su questo, ovviamente, come abbiamo sempre fatto. Io, scusate, poi mi taccio, quando c'erano problemi degli immigrati e c'era il governo Conte 1 nel 2018, il nostro presidente alzava la cornetta e iniziava a chiamare gli altri presidenti, diceva questi ve li mandiamo a Madrid, questi ve li mandiamo a Berlino, e tutti quanti dicevano di sì. Avevamo risolto così il problema. Sta cosa, da quando c'è qualcuno che ha voluto il blocco navale, non se ne parla più. Voi avete sentito la Meloni distribuire qualcosa, a parte l'Albania, non credo che sia stato fatto nulla. Quindi Conte era in grado di distribuire, di gestire un po' Era in grado, ci avrà provato. Però ovviamente facevamo questo tipo di operazioni. Io da questo governo, francamente, questo non lo vedo. Non vedo rimpatri. Vedo i CPR che rimangono ancora lì in condizioni ovviamente disastrose anche nella nostra regione. Non mi pare ci sia un blocco navale, sono quasi triplicati gli arrivi da quando c'è questo governo. Simonetti, il suo punto di vista? Si fa presto a dire blocco navale, poi è un atto di guerra verso uno Stato sovrano e non si può fare. Quindi ovviamente il governo ne parla ma non lo fa. Ma partiamo dall'Europa. L'Europa ovviamente ha la responsabilità degli accordi multilaterali con i paesi di partenza e della gestione dei flussi. Su questo non ci piove. Il Trattato di Dublino deve essere mandato al macero e riscritto, e tutto questo è nel programma di azione per le europee, fra l'altro, e ovviamente in tutto questo, perché ciò sia possibile, bisogna riformare la governance europea, quindi non è possibile che certe decisioni vengano prese all'unanimità. Non è possibile che un paese senza affaccio sul mare come può essere l'Ungheria dice che noi che abbiamo 3.700 km di spiagge dobbiamo tenerci tutto quello che approda sulle nostre coste. Non è tollerabile e questa cosa a livello europeo va cambiata. L'interoperatività delle forze armate europee a presidio dei confini e delle rotte migratorie, anche quello è una cosa che deve essere decisa in Europa, e anche questa è una cosa che Azione ha nel suo programma europeo. Poi c'è il livello nazionale, adesso mi è fatto venire in mente il decreto RAVE come grande prova di attenzione alla sicurezza del nostro governo nazionale. Sono ancora commosso davanti al decreto RAVE, che non serve a niente, però è un ottimo spot per i duri e puri. E poi c'è il livello locale, che effettivamente dovrebbe occuparsi della prossimità. Quello che il comune può fare è un censimento di tutti quegli immobili di demanio ex ferroviario ed ex militare che sono attorno alla ferrovia, che sono dei ruderi ma non sono affatto vuoti, perché tutti coloro che non hanno un tetto dove ripararsi scelgono quei tetti. È una cosa nota alla procura, nota all'avvocatura ordinese, perché poi ovviamente dove c'è l'indigenza c'è anche la propensione alla criminalità. E quindi la prima cosa da fare è un censimento di cosa c'è lì e di chi c'è lì, e due, una politica di paracadute sociale, in qualche maniera trovare dei posti dove ricoverarli in maniera dignitosa. Lo SPRAR c'era ed era una bella idea, lo SPRAR è stato smantellato da qualcuno che voleva anche bloccare i porti, e da quello stesso qualcuno che doveva partecipare in sede europea alla revisione del Trattato di Dublino, e quando era ministro dell'Interno non ha mai
presenziato a quelle riunioni ed è l'attuale ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, quindi insomma, giusto questa per è non un'altra fare cosa nomi. che vi mette d'accordo, credo. Ne abbiamo già trovate due. Che non chiude porte neanche adesso. L'opinione su Salvini e il football americano. Beh, Sì. signori, siamo assolutamente in crescendo. Praticamente in campo largo ormai. Potreste allearvi ormai, e siamo a questo punto. Su Conte... Dubito. Su Conte non sono d'accordo, ma non mi sono espresso. Va bene. Non mi sono espresso. Insomma. Come sta Conte, tra l'altro? No, La sua nuova vita? Bene, sì, ha avuto un momento difficile umanamente pochi giorni fa, però insomma sì, si dà da fare, ovviamente continua ed è in piena campagna elettorale anche per queste europee, come ha scritto lui, su e giù per l'Italia, ma insomma sì, ci siamo. Ci siete. Allora, leggo l'apertura di von der Leyen a Meloni. Lavoro bene con lei, è un europeista. Voi l'avete un pochino massacrata finora. La von der Leyen pare che l'apprezzi, dice che abbiamo un approccio completamente diverso solo sui diritti LGBT. Che dite? Cioè, nel senso, di queste dichiarazioni non so, che effetto vi fanno? Bisogna vedere di che Meloni parla la von der Leyen. Sì. Se parla della Meloni che va ai Consigli europei a Bruxelles o se parla della Meloni che va alle agli eventi di Vox. Okay. Cioè se parla di quella che per necessità deve essere ordinata e in tailleur a Bruxelles a cercare di cavare fuori qualche risultato per l'Italia, o se è quella che deve invece mobilitare la destra più estrema che c'è a un evento di Vox. Se parla della prima Meloni, di quella che va in passerella a Bruxelles, posso anche essere d'accordo con la von der Leyen. Se parla dell'altra Meloni non sono perfettamente d'accordo, e la domanda che mi faccio è: ma la Meloni ci dice che cos'è? Perché finora, in un anno e mezzo di governo, non si è molto ben capito dove voglia andare in questo senso. Voi l'avete capito, Sergo? No, ma neanche lei, nel senso che poi, ma neanche la von der Leyen probabilmente, perché basterebbe vedere tutte le direttive europee che passano o i voti che ci sono anche in Parlamento europeo, dove il nostro governo invece o si astiene o è contrario o non ha la stessa visione europeista che viene decantata in questa intervista. Premiano al momento Fratelli d'Italia, giusto? Come primo partito probabilmente sì, però... Lei non crede nei sondaggi, ha ragione. Okay. Sui sondaggi si vedrà, sì. ma è ovvio che diciamo, Fratelli d'Italia può rispondere a un certo tipo di elettorato, e sicuramente qualcuno si rivede in quel partito come si rivede nei nostri, ed è giustissimo e normalissimo che avvenga. Ciò che è un po' più strano è quando appunto si dice una cosa e si fa poi l'esatto contrario. Si vuole essere europeisti, ma la direttiva Case Green non va bene. Si vuole essere europeisti, ma sulle automobili elettriche quello che fa l'Europa non va bene. Vuole essere europeisti, ma il super bonus voluto dall'Europa, dove dice che è un modello per dovrebbe essere un modello per tutti i paesi e che viene anche ripreso, non va bene. Il reddito di base europeo, cosa che noi auspichiamo ovviamente venga portato avanti anche a livello europeo, è appoggiato anche dalla von der Leyen e dalla Commissione europea, che applaudiva il reddito di cittadinanza, e Fratelli d'Italia non lo vuole. Okay. Quindi è evidente che ci sono diciamo, visioni contrapposte. Chiaro è che se la Meloni si fa, ottiene l'endorsement della von der Leyen quale europeista, i baci in fronte da Biden quale atlantista, allora sì, probabilmente o l'Europa è diventata il 52esimo Stato Unito del mondo, o c'è qualcosa che non funziona, ma soprattutto da parte di chi si dichiarava sovranista. Cioè di un partito che ovviamente doveva centrare tutto, ma questo lo vediamo anche in Regione, dove paradossalmente noi abbiamo i Fratelli d'Italia che sono il primo partito e governano una regione a statuto speciale come la nostra, cioè il massimo dell'antitesi proprio. Che posizione avete voi sul reddito di base o reddito di cittadinanza? Beh, che ci debba essere un qualche tipo di sussidio sociale è sempre stato nell'idea di Azione. Poi l'attuazione del reddito di cittadinanza italiano non ci è mai piaciuto, e quindi in realtà quello che Azione vuole è effettivamente investire sulla formazione e sull'accrescimento delle competenze,
retribuire i cittadini che migliorano le loro competenze per questo in maniera che possano effettivamente, attivamente inserirsi nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è che tutti lavorino dignitosamente e con un salario dignitoso. Infatti la proposta del salario minimo, per esempio, è stata condivisa anche con le altre posizioni a livello nazionale, quindi il welfare... Abbiamo trovato un altro punto di incontro. Non proprio, su questo potremmo discutere per alcuni milioni di anni, credo, su come farlo. Sul salario minimo sicuramente, poi magari sulle cifre possiamo metterci a discutere, ma non è quello il problema. Il salario minimo comunque è un altro esempio di come la von der Leyen non dovrebbe andare d'accordo con la Meloni. A livello europeo si spinge, e ce l'hanno praticamente tutti i paesi europei, a livello italiano si è contrari per partito preso. Purtroppo è quella la verità, perché è un'idea che è stata portata avanti anche con forza dal Movimento 5 Stelle e quindi chiaramente, come tutte le idee buone appoggiate dall'Europa e anche dai cittadini di cui ne possono beneficiare giorno per giorno, viene osteggiata a livello politico. Va bene, vi chiedo un'ultima cosa, visto che siamo in campagna elettorale, che cosa pensate di poter portare in Europa che faccia bene anche al nostro territorio? Quali sono le vostre idee, quali sono i punti che perseguite con forza? Al di là dei sondaggi ci sono i programmi che valgono poi sempre meno, no? Perché se ne parla pochissimo, però ditemi qualcosa che volete portare in Europa e che può far bene all'Italia e al nostro territorio. Chi vuole partire? Prego. Come detto, a parte che di programmi si cerca di parlare, perché poi che non interessino ovviamente può succedere perché passano in secondo piano. Finiscono per essere superati dalle polemiche, no? Nell'interesse, nel dibattito, però invece dovrebbero essere la base. Noi dovremmo anche puntare e sperare che i cittadini poi si informino anche su quello che vanno a votare e su chi ovviamente e cosa porta avanti, e non solo su simpatie o tifoserie, perché sennò trasformiamo la politica in stadi, tifoserie che si possono odiare, che poi magari quando non se ne accorgono tifano insieme per la nazionale, calciatori di tifoserie diverse. Però perché l'obiettivo è unico. Un po' così, o no? Succede ed è una cosa bruttissima, è solo che appunto occasioni come questa ci permettono di parlare di politica. Credo che comunque qualche idea l'abbiamo portata avanti anche in questo spazio, e vi ringraziamo sempre ovviamente per il servizio che state facendo anche in questa regione. Per quanto riguarda l'Europa, noi credo, perché per questa regione, che ho avuto modo di vedere da vicino in Consiglio regionale per una decina d'anni, l'Europa fa molto, può fare molto di più, ma torno a ribadire, poi bisogna ovviamente che anche chi amministra e governa segua determinate direzioni. Io esco da una serata ieri sera con, non so, sono state 200-300 persone a Spilimbergo, si parlava del fiume Tagliamento. Noi abbiamo appena approvato in giunta regionale, non noi, la giunta Fedriga, una nuova, chiamiamola diga, sul tagliamento, quando abbiamo l'Europa che ci dice che i fiumi devono avere il loro percorso libero, e quindi è inutile che noi andiamo in Europa a portare avanti determinate idee anche dal punto di vista ambientalista, se poi chi è qui fa esattamente il contrario e disattende tutti quelli che sono i principi europei. Le manca il Consiglio regionale? Sì o no sono le risposte possibili? Dipende, sì, no, dipende, nel senso che ovviamente si cerca di fare andare avanti le nostre idee anche senza ovviamente la nostra presenza, perché poi come me ci sono altri consiglieri che c'erano del Movimento 5 Stelle e che ogni giorno continuano a portare avanti le nostre battaglie. Simonetti, il suo intervento conclusivo, poi ci salutiamo. Allora, il logo di Azione è blu e verde, verde è l'attenzione ambientale, no? Quindi in Europa portiamo competenza, perché abbiamo delle liste bellissime, come dice Calenda, le migliori liste mai create. Ora, non so se sia vero, perché dovrei vedere tutte le liste del passato, però effettivamente le nostre sono molto buone. Competenza, idealismo e pragmatismo. La nostra segretaria regionale Daniela Rossetti ha detto che il Friuli Venezia Giulia è la periferia dell'Italia, ma è il centro dell'Europa, ed è vero. Quindi i candidati della circoscrizione nord-est andranno in Europa, io credo, a propugnare e portare avanti questa centralità del Friuli Venezia Giulia, con pragmatismo, con idealismo, cercando di rendere concretizzabili
delle idee molto idealistiche e a volte anche ideologiche, soprattutto sulla transizione digitale e quella verde. Tutto si può fare, ma deve essere fatto in maniera sostenibile anche economicamente e socialmente. Questa è la nostra missione e questo è quello che cercheremo di portare avanti in Europa. Perfetto, e allora grazie